Proteggere il territorio con l'uso della tecnologia spaziale. Tra le diverse progettualità promosse dalla Regione del Veneto, merita certamente una notazione il monitoraggio deformativo del territorio attraverso i dati radar interferometrici acquisiti dal satellite Sentinel-1 dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea. Siamo l'unica regione in Italia che si è dotata di un sistema di monitoraggio del territorio, quindi di tutto il territorio del Veneto, attraverso un controllo satellitare. Ci sono 2 satelliti che, passando sopra il Veneto, riscontrano i movimenti eventuali che ci possono essere nel nostro territorio. E questo ci consente di avere in tempo reale il monitoraggio e l'evoluzione nel tempo di eventuali movimenti franosi o deformativi del territorio. Un strumento innovativo che utilizza le ultime tecnologie e ci serve per capire in anticipo quello che potrebbe succedere e di conseguenza mettere in atto azioni preventive. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha una rete sismica dispiegata sulle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto. La tecnologia è ancora più importante per il rischio idrogeologico, cioè per le alluvioni e per le frane, perché si tratta di eventi che, a differenza dei terremoti, possono essere preannunciati. Sulla regione Veneto questa rete verrà raffittita e potenziata grazie a un importante finanziamento regionale che consentirà di aumentare sulla regione Veneto il numero di sensori da 16 a 300. Sicurezza e innovazione, 2 termini su cui il Veneto continua a investire. Da qui anche l'idea, ora in via di sviluppo, di PIMOT. Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha investito molto su quella che è l'innovazione tecnologica, appoggiandoci anche al massimo delle conoscenze, quindi il mondo delle università. E attraverso questi canali abbiamo definito dei sistemi di monitoraggio che ci danno dei dati costantemente aggiornati su quella che è la situazione e lo stato di salute del nostro territorio. In base a questo noi vogliamo mettere insieme tutti questi indicatori, questi strumenti, all'interno di un unico strumento che abbiamo definito PIMOT, piattaforma intelligente di monitoraggio del territorio, che ricevendo tutti questi input ci dà delle indicazioni scientifiche su quali sono le priorità in cui dobbiamo intervenire. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.